Un fondo di 300 milioni di euro da mettere a disposizione degli ospedali e strutture sanitarie cattoliche che si impegnano nella cura delle persone, garantendo un accesso libero e gratuito al servizio dei cittadini. È questo l'impegno forte e l'importante annuncio che Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia sulla Sanità, ha dato a Lido di Venezia durante una visita all'ospedale X San Camillo degli Alberoni. I primi passi sono più che incoraggianti, nel senso che abbiamo raggiunto appunto questo obiettivo della fondazione e siamo a buon punto. Già nei prossimi mesi saremo in grado di mettere a disposizione dei soci un fondo dedicato per le strutture sanitarie cattoliche. La Commissione Pontificia sulla Sanità è presieduta in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin e questa attività avrà importanti ricadute anche a Venezia e in Veneto, in tutto il nostro nord-est. Le realtà che sono associate sono 7, ma abbiamo già un congruo numero di persone, di istituti, di enti che hanno chiesto di aderire. E quindi, come dire, nel giro credo entro Natale si dovrebbero raddoppiare i soci. Il San Camillo, gestito dalle suore Mantellate di Pistoia, continua così la sua crescita con nuovi investimenti e tanti progetti, guidato dall'amministratore delegato Mario Bassano. Siamo un gruppo con 480 letti e circa 800 dipendenti, di cui una sessantina di ricercatori. Siamo molto orgogliosi perché questa è la prova che se si lavora bene, probabilmente anche le strutture religiose riescono a riemergere da situazioni di particolare criticità in cui versavano.